Buon'aria. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue. È andata da sola come fase, però ha viaggiato con l'assessore. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Del marmo non so. Io sono a 4 passi. 4 passi in carrozza. Vai, vai. E qui è nella zona del giardino di Long Island attrezzata per il questo è il modello, vedete che lui sta traducendo nella sabbia e quella Sulla mia strada, senza catene. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Chi è che sente? Allora, io sono un po'... magari mi dai qualcosa. Cercando, danzandomi nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto, un canto di splendere sicuro, divini festanti. Non so se il microfono sta funzionando. Sta funzionando. Allora, grazie a tutti voi per essere qui presenti. Di assenza di ciò che era la sua rappresentanza sarda nel mondo dell'arte, oggi fa l'unplaying, che era misconosciuta ai più, Anna Marungiu, un'artista di Cagliari di altissimo livello, non solo regionale ma nazionale e internazionale. Noi siamo felicissimi di averla, l'abbiamo fatto grazie a questo felice lavoro di ricerca, fra l'altro creando una collaborazione innanzitutto con la famiglia. Qui sono presenti diversi nipoti, diversi parenti e soprattutto poi questa mostra è stata fatta in collaborazione con una prestigiosa istituzione culturale museale collaborare con un museo internazionale. Ma di Anna Marungiu vi parlerà Luigi dopo.
questa sala del piano terra voi troverete che noi abbiamo dato oggi tantissima importanza alle figure di Giulia, a Francesca Devoto, a Maria Lai, trovate opere di Caterina Lai, di Rosanna Rossi, che c'è in Altara, poi magari lui ci sarà. Io volevo... Si sente? Buonasera a tutti, la comunità molto direttamente voglio davvero ringraziare il direttore per tutto quello che fanno tutti i giorni in mezzo a me soltanto Sardegna e a tutta la Sardegna, illustrandoci e allestendo delle mostre davvero meravigliose. Sta sardina. Bene, bene. Tutto a posto? Oh, niente maialetto oggi, hai visto le tue previsioni? Buongiorno signore. Se mangia? Mariella, saluta. Marietta, niente. Il piatto leggero, tutta verdura. Questa si chiama Madonna delle Grazie? Ma si bisogna che conosco tutto. Ma è bella sta Grecia. Oggi non c'è nessuno che dice questa merita veniva adibito soprattutto a quest'uso. Nelle pareti trovate le foto dell'annumero di fine 800 il lavoro del 35 romanzi, 300 trovate alcune cose che sono riferite proprio a quell'anno. Esa terra mia, il Noeo è nostalgia, ma in pace in amistade, a che tannos mama, pazienza e soledade. Questo è un po' le carte della casa, come lo descrive. Molti oggetti sono anche oggetti con la scodella che canta dentro a casa brucia che norma era appoggiato a queste cose. Il baule di lei portoghese Correi da quando
Poi li gireranno ogni tanto. Sì, dobbiamo organizzarlo. L'ho fatto mentre salivo. Sì? È vero, è vero. Quei bidoni. Allora, cos'è? Purè di castagne su? Beh, il formaggio ci vuole per forza. Allora, questo era sformato di verdura, un letto di purè di castagne. Questo è un ristorante museo. Quello che abbiamo visto prima. Adesso si entra in questa camera, c'è un po' di sotto, noi la vediamo. Questo qua il bagno, naturalmente in ciascun bagno sono quadri.
parlando del 1970. Dal padrone dai cannoni, donne e uomini uniti nella lotta. In basso, e per 10 anni, dal 71 all'81, il paese di Lasaka ha combattuto contro... Non è che sta facendo un po'. Di freddo. Da questa parte qui c'è scritto E chi lo usa? Al partente. abbardente. Poi ti spiego il significato Allora, del signora, filo, Poi te lo spiego. No, non offendetemi. Signora, un cucino. Dai Cristina, ti fa bene, ma questa fa bene. Dai, vedo un cucino. Sta pronto a lei, poi vediamo. Ma allora vi conoscevate, tu lo conoscevi da 40 anni fa? A Bardetto. Poi il neologismo è il filo è vero. Chi ne vuole? Quindi noi due. Ah, Perché la stampa è il pelo stampa. Che ne sono? 11.05. Abbiamo preso dell'aereo qua. Grazie. fermo qualcosa. No, lui è sardo. Sono sardo. È per quello che sto dicendo. Sì, ma Sì, no. siamo 3 giorni qui. Muoiono durante gli incidenti in fabbrica. Mi scusi? Ancora qua. Quindi murale dedicato alle morti bianche. Al centro reale incremento di lavoro. Secondo, hanno veramente per la Sardegna, e terzo, un fatto tutta la vita, il posto fisso per tutta la vita, hanno abbandonato i mestieri tradizionali, i mestieri qui diventano in sostanza a fare niente, insomma senza l'unico, giusto un piccolo appunto, se vi fa piacere lasciatemi un mi piace nella pagina Scopri Argosolo, che è appunto la mia giallo, perché in genere i pacchi da seta sono bianchi, a bostolo giallo, si chiama proprio come razza Orgosolo dall'Istituto di Bachicultura di Padova, con la seta che si produce si compone dell'abito tradizionale della donna dell'Orgosolo. Quello che vedete sia nelle foto, per quanto riguarda Orgosolo si hanno notizie storiche, quindi notizie scritte già dagli inizi della stanza dove tengo i bruchi del Bacco del prossimo anno. Ovviamente questa scelta posso farla solo nel mese di giugno e qua crisalide e che diventerà farfalla. Allora si riconosce un bostolo da cui nasce una farfalla macchia, di burocrazia questi piccoli laboratori muoiono e poi servono delle buone leggi anche per non si arrivi. Oggi bisogna capire questo, che fare impresa un po' in tutto il mondo, in Italia almeno, noi possiamo vivere della nostra storia, della turista registrante come eravamo noi, che viene a Orgosolo, non viene solo per poter mangiare, ma azioni, quali sono le sue arti. Oggi il turista, anche perché con internet secondo me è una persona molto acculturata, diciamo, non è più come prima, oltre ad Orgosolo non ti chiedono più come poteva succedere, erano le cose che ti chiedevano, non c'erano, capito? E niente, loro utilizzano i bozzoli bucati, noi da cui si riescono le farfalle, noi li utilizziamo, centinaia di migliaia anche quelli che utilizzano per la riproduzione, quindi è tanta la seta. Hanno una specie di semicerchio e in questo modo, dopo che lo fanno bollire, una seta non a filo continuo, in genere viene utilizzata per confezionare delle bottiglie. Però sono state doverose appunto alcune ristrutturazioni per garantirne la totale sicurezza. In questa stanza una camera da letto, noi oggi l'abbiamo trasformata in centro dell'identità principale del nostro Carasau, e la farina che chiamiamo pulvine. Voi pensate che per un chilo di Carasau vengono utilizzati 800 grammi di seta, aveva questo funzionamento. Praticamente è quella parte vicino al muro che viene messa a... Andiamo al piano superiore a vedere appunto la preparazione del pane Carasau. Voi ne avete mai visto un oretto che svela nel suo oro nostro uno senso del dovere.
Sarina, Salima, Santa, San Marine. Este, Sangue nostro. Carina. Sto bene. Terminores, nos han imparado la importancia del gusto segreto, justo e su pane nervoso. Ah. Sì. Buongiorno, come si chiama? Ciao. Mamma. Ti hai messo male, devi pettinarti? No, perché... Ah. C'è la riga che non va. E su Gastetti? Oh. Quanto ha fatto il Cagliari, Leonardo? 5 Sì, ma... Un maiale. No, un maialetto, ammazza. Veramente a noi non ha fatto. E vabbè. 5-2 il Cagliari, fuori stiamo.